Stop al tempo per la presentazione delle liste. A Porto Empedocle 5 i candidati a sindaco e 3 a Favara. Le nostre telecamere negli istituti scolastici di Agrigento, oggi la volta del liceo scientifico Leonardo. Sono ottimi i risultati ottenuti dall'hub aperto a Porta di Ponte. Realmonte, altro comune visitato dal presidente della regione. Buongiorno da TVA Notizie. Amministrative di ottobre, scaduto il termine per la presentazione delle liste. A Porto Empedocle sono 5 i candidati a sindaco e 3 a Favara. I servizi di Arturo Cantella e poi Giuseppe Moscato. Sono 5 i candidati a Porto Empedocle a sindaco che hanno finito di presentare le liste. Vi diamo i nomi: sono Salvo Iacono, l'uscente sindaco Ida Carmina, Gianni Amel, Calogero Martello e Rino Lattuca. Salvo Iacono ha presentato ben 3 liste: Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci, Isola Empedoclina. Ricordiamo che ogni lista potrebbe avere 16 elementi che costituiscono il Consiglio Comunale di Porto Empedocle. Ida Carmina sono una lista denominata Movimento 5 Stelle, il candidato Gianni Amel una lista con Primavera Empedoclina, il candidato Calogero Martello ha presentato 3 liste e sono Forza Italia, Progetto Comune e Noi per la Città. Quindi il candidato Rino Lattuca, che ha presentato ben 4 liste, una denominata UDC, una Fratelli d'Italia, una lista civica Lattuca Sindaco e un'altra Siamo Bigaglia. Ida, da poco presentate le liste, si ritenta la sorte, insomma, ci crede nella sua ricandidatura? Ma io offro la disponibilità alla mia città per una valutazione del mio operato. Io ritengo di aver fatto tanto, abbiamo trovato davvero il Titanic in fase di affondamento, mi sono inabissata, quindi la gente magari non si è resa ben conto di quello che stavo facendo, inabissata per salvare il mio paese e la mia città, e ci sono riuscita, perché oggi Porto Empedocle vive un momento di serenità. Certo, non tutto è perfetto, ma pensando da dove siamo partiti e dove siamo adesso, penso che tutti possono constatare un miglioramento che è anche nelle carte. Evidentemente quando uno costruisce le fondamenta, costituisce le basi per lo sviluppo futuro, ed è giusto che chi ha realizzato le fondamenta poi possa edificare sul buono che ha realizzato. Quindi per questo io vi propongo in continuità un'azione amministrativa che è stata forte, faticosa, decisa, determinata, con grande passione. Davvero ci siamo impegnati al massimo e anche tuttavia realizzando opere pubbliche come il rifacimento del Lido, lo stadio comunale, ci sono degli appalti. Vogliamo raccogliere i frutti di tanto che abbiamo seminato, col timore che si possa tornare indietro. Porto Empedocle non può tornare indietro, deve andare solo avanti. Salvo Iacono, candidato a sindaco al comune di Porto Empedocle, oggi ha presentato le sue 3 liste. Abbiamo presentato oggi 3 liste a sostegno della mia candidatura a sindaco. Le liste si chiamano Isola Empedoclina, Liberi e Capaci e Sviluppo per Porto Empedocle. I loghi rappresentano alcuni riferimenti collegati al programma. La torre Isola perché la torre di Carlo V si trovava prima su un'isola vicina alla terraferma. Libera e Capace è stata un'espressione voluta dagli stessi, sia dai sottoscrittori che dai candidati, e Sviluppo Porto Empedocle è quello che rappresenta quello che è una delle più importanti azioni del nostro programma. Dobbiamo dare sviluppo a questa città, partendo da una rieducazione anche del vivere quotidiano, perché questo paese necessita di delle regole che oggi sembrano ormai dimenticate. Il resto io garantirò il massimo impegno mio personale, sono uno che va in ufficio alle 7 di mattina, per cui figuratevi se mancherà la mia presenza al comune o sulla città. Ricordo e ripeto
importai una cosa per me a cui io tengo, che io sto rinunciando anche a cose per aiutare questa città, mettere a disposizione la mia esperienza, che molti riconoscono, a disposizione del mio paese, perché mi piange il cuore a vedere il mio paese in queste condizioni. Presentazione di liste candidati per una poltrona al Consiglio Comunale e per lo scranno più alto, ovvero quella del Sindaco di Favara. Giuseppe Infurna. Sì, oggi presentiamo le liste. Ho una coalizione chiamata Orgoglio Favarese fatta di 5 liste. L'una è di Forza Italia, una la Lega, una è Onda con Cambiare Passo, una è la Democrazia Cristiana e una è Forza Azzurri con Noi Per. Con queste 5 liste io affronto questa bella campagna elettorale dove ci sono tanti amici, tanta gente comune, professionisti che mi sostengono e sostengono questa battaglia. È una battaglia per Favara sicuramente, non è una battaglia politica che noi facciamo, non abbiamo nessun don de causa che ci tira le fila e ci dice quello che dobbiamo fare, ma siamo un bel raggruppamento di amici, di politici, di donne, di uomini che vogliono affrontare i problemi di questo paese e risolverli. Accanto a me ho fatto 6 candidati assessore che non mi hanno dato i partiti, ed è meglio che questo va detto all'inizio, perché mi hanno dato la libertà di scegliere. A me non mi hanno dato nessun vincolo ai partiti, mi hanno detto fai una bella squadra di gente che vuole lavorare per Favara. Io ho fatto l'avvocato Miceli, l'avvocatessa Miliotto, la signora professoressa Nancy Pannino, l'avvocato Luca Sciomè, Antonella Monreale, che conoscete tutti, e Marcello Zarcone. Sono 6 che ho scelto io perché sono 6 che vogliono lavorare per il paese. Non c'è nessun vincolo di partito da parte mia né da parte loro, quindi è tutta gente che vuole lavorare per il paese. Presentazione della candidatura del dottor Salvatore Montaperto, delle liste che lo appoggiano per lo scranno più alto al municipio di Favara, quello del sindaco. Il nostro motto è Insieme si può. Abbiamo presentato un programma molto articolato ma realistico, perché non possiamo permetterci di scherzare con le cose serie. Noi non possiamo illudere tutti i cittadini. Il nostro obiettivo è quello di creare il senso di comunità, cioè tutti i cittadini, tutti gli impiegati del Comune di Favara si devono, considerare indispensabili. La nostra è una coalizione molto forte, in cui è rappresentata da 7 liste, 4 liste civiche, e poi abbiamo il supporto di Diventerà Bellissima, Fratelli d'Italia e l'UDC. Liste che ci fanno ben sperare per l'esito finale. La designazione, cioè noi abbiamo designato 5 assessori in prima battuta, che sono Marili Chiappara, Leonardo Pitruzzella, Mimmo Bunone, Valerio Di Michele e Giudice Salvatore. Antonio Palumbo, candidato a sindaco con la sua coalizione, è l'unica di centro-sinistra. Sì, la coalizione Scegli Progetto Comune, composta da tre sigle. Abbiamo Favara per i Beni Comuni, che è un gruppo storico che ormai opera a Favara da decenni, l'altra Favara, che è una lista civica composta da diverse anime anche dal Movimento 5 Stelle, e il PD ufficiale. Questa è una coalizione che abbiamo costruito in anni di diverse iniziative, e quindi oggi ci presentiamo, abbiamo depositato tutte le liste e siamo pronti per operare. Gli assessori designati? Noi abbiamo fatto una bella squadra che mette all'interno professionalità riconosciute a Favara, uomini di cultura come Antonio Riotta, che non ha bisogno di presentazioni, editore, medico, una personalità di alto livello, Pier Vaccaro, un professionista, un tecnico che si occuperà anche del bilancio, che è una delle cose principali che dovremmo andare a intaccare. Poi abbiamo Laura Mossuto, consigliere comunale riconosciutissima per le sue iniziative e battaglie all'interno del Consiglio Comunale, Antonella Monreale, che opera nel sociale, è una psicologa bravissima, ha collaborato con tantissime associazioni, e Angelo Airo Farulla, anche lui non ha bisogno di presentazioni,
promotore di diverse associazioni sportive, giovanili, uno che si è sempre speso in questo campo, che porterà vitalità alla squadra assessoriale. Viaggio di TVA negli istituti scolastici di Agrigento per conoscere la realtà attraverso immagini e interviste. Oggi siamo andati al Liceo Scientifico Leonardo. Al via il nuovo anno scolastico con le ultime norme da rispettare emanate dal governo Draghi per evitare contagi e diffusione del Covid-19 tra gli studenti. All'ingresso lo scanner per la misurazione della temperatura, il terminale del Ministero per verificare il Green Pass, che solo quello consente di accedere alla struttura scolastica. Oggi abbiamo iniziato il nostro viaggio nel mondo della scuola visitando l'Istituto Leonardo di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato. Per noi sicuramente questo è un anno foriero di buoni auspici, almeno con questo spirito abbiamo iniziato, perché già aver riportato gli alunni dentro le classi per noi al momento è una vittoria e chiaramente è ciò che auguriamo possa verificarsi stabilmente nel corso dell'anno scolastico. Naturalmente il rientro è stato caratterizzato dall'applicazione della normativa di quest'anno che prevede appunto l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione del Green Pass da parte dei docenti e del personale ATA. Noi da questo punto di vista abbiamo una copertura del 99,5%. Dopodiché abbiamo naturalmente preso atto dell'ultimo decreto che prevede la richiesta del Green Pass anche all'utenza esterna, quindi genitori, chiunque a vario titolo chiede di accedere alla scuola. Per quanto riguarda l'organizzazione interna, chiaramente abbiamo attuato condiviso anche con le organizzazioni sindacali il protocollo di sicurezza che prevede una serie di indicazioni che fanno riferimento a tutte le azioni da mettere in campo per contrastare l'emergenza da Covid, quindi dall'igienizzazione dei locali costante e continua al monitoraggio di eventuali sintomi influenzali, il divieto di accedere a scuola in caso di sintomi influenzali e insomma tutto ciò che la normativa, la messe di normativa che è stata emanata dal Ministero quest'anno di concerto con il Ministero della Salute ci ha imposto di mettere in atto. Ecco, i ragazzi come hanno accolto almeno queste nuove norme, considerando insomma i primi giorni di scuola? I ragazzi sono felici di essersi ritrovati tutti insieme ai compagni e questa è una cosa che noi percepiamo. Naturalmente l'obiettivo della scuola sin dal primo giorno è quello di sensibilizzare al massimo verso la vaccinazione, perché noi siamo convinti come istituzione che la campagna per una vaccinazione che coniughi al massimo il diritto all'istruzione con il diritto alla salute sia non solo un diritto ma anche appunto un dovere per le istituzioni. Tutto sommato però devo dire che da un primo monitoraggio così informale nelle classi diciamo che la situazione è risultata migliore di ciò che appare. È chiaro che poi come sempre la scuola si rapporta con i trasporti, la scuola si rapporta con il rispetto delle norme, noi abbiamo differenziato ingressi e uscite, abbiamo contingentato l'orario della ricreazione, abbiamo insomma messo in atto tutta una serie di disposizioni che dovrebbero contenere il rischio di contagio, ma appunto come ribadisco è chiaro che poi ci sono le solite componenti esterne che di fatto potrebbero determinare qualche momento ancora di didattica a distanza. Però quest'anno si va a distanza soltanto individualmente o per piccoli gruppi o per singola classe. La scuola non dovrebbe chiudere mai. Ecco, nell'ipotesi di persone, studenti, professori che non si vogliono vaccinare, non so come si comporterà lei? Allora, ci sono due situazioni da attenzionare. Una è, intanto partiamo il possesso del Green Pass che noi verifichiamo ogni mattina, noi dirigenti scolastici, attraverso la piattaforma appositamente predisposta dal Ministero, che funziona benissimo, quindi di fatto già stiamo facendo questi controlli. Poi ci potrebbero essere dei docenti non vaccinati
e dei docenti che hanno la certificazione di esenzione ai sensi della circolare 35309 del Ministero della Salute. E allora, per quanto riguarda i docenti che non sono in possesso del Green Pass, devono fare un tampone ogni 48 ore ed esibire ovviamente l'esito del tampone evidentemente fatto presso una struttura autorizzata dal Ministero della Salute ogni 48 ore. In caso contrario ovviamente non possono accedere all'istituto, ma anzi nel caso dei docenti vengono sospesi dal servizio almeno per i primi 5 giorni, chiaramente per salvaguardare anzitutto la loro salute, visto che non sono coperti da vaccino, e ovviamente anche quella delle persone con cui si relazionano all'interno dell'istituzione scolastica. Allora, sicuramente stare in presenza è molto meglio di stare in smart working, speriamo che pian piano ci si possa anche togliere le mascherine e che si possa tornare interamente in presenza come in questo momento, e che non si possa più tornare in DAD, perché in presenza è tutta un'altra cosa. Quindi speriamo di rimanere in presenza fino a che non finisca l'anno scolastico e che questo Covid si possa man mano ridurre e sparire. Io vedo tutti molto più felici di essere tutti insieme in classe, anche non solo una parte della classe messi in classe e alcuni a casa. Infatti a Grotte è successo che la parte di Racalmuto fosse in zona rossa e quindi alcuni ragazzi fossero in DAD. Li sentivamo un po' distanti, ecco. Mentre c'è stato per un mese e mezzo la zona rossa e le video lezioni, è molto meglio in presenza, ecco. Okay. Siete vaccinati come? Sì. Tutti vaccinati siete? Sì, siamo tutti vaccinati, ci possiamo vedere. Okay. Ma finalmente speriamo nelle vaccinazioni, abbiamo sentore che i ragazzi siano nella stragrande maggioranza tutti vaccinati, e questo sicuramente ci aiuterà ad evitare contagi, ad evitare quarantene, ad evitare che si torni nuovamente in DAD, che è lo spauracchio di noi tutti, che si possa finalmente ritornare dopo quasi 2 anni ad una vita normale. Tour del presidente della regione Nello Musumeci nei comuni agrigentini. Ieri il presidente ha incontrato il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, il servizio di Arturo Cantella. Visita del presidente della regione Nello Musumeci presso il comune di Realmonte, ad accoglierlo il sindaco Sabrina Lattuca. Nella mattinata il governatore si è recato presso la città di Licata e Palma di Montechiaro in visita per incontrare i primi cittadini. Un giro tra le realtà locali, quella di Musumeci, che non è stato possibile effettuare durante il periodo di pandemia. Diversi temi trattati a Realmonte, come quello della Scala dei Turchi, un bene da preservare assolutamente, da trattare con molta cura, che si va sgretolando piano piano. Quello delle infrastrutture stradali, la strada statale in particolare che va dalla miniera a Punta Grande, la costa vicino al faro interdetta ai natanti a causa di frana. Musumeci inoltre ha posto l'accento su alcune priorità legate al territorio. È un contatto costante che sto tenendo col territorio, in questi giorni col territorio della provincia di Agrigento, perché desidero ascoltare, desidero comprendere quali sono le emergenze, le priorità al di là delle nostre conoscenze, e perché voglio far sentire vicina la istituzione regione agli enti territoriali. La Scala dei Turchi è uno dei temi che abbiamo sul tavolo con il Comune di Realmonte, un tema che per tanto tempo si è trascinato fra lungaggini burocratiche e conflitti pubblico-privati. Adesso stiamo mettendo un poco di ordine, la Scala dei Turchi va accarezzata, non va calpestata, e quindi è un bene che appartiene all'umanità, va preservato e può lo stesso rappresentare un ottimo polo di attrazione con innegabili ricadute in termini economici, altrimenti fra qualche anno avremo solo un ricordo di questa meravigliosa costa. Siamo qui per parlare anche di questo, ma anche per incontrare i consiglieri, gli assessori. Col sindaco abbiamo fissato già alcune coordinate e su quelle ci muoveremo. L'emergenza Covid, Presidente, hanno confermato la Sicilia zona gialla. Meno male che non siamo diventati arancione,
e stiamo lavorando per quantomeno restare in questo momento in zona gialla, sperando che presto si possa tornare in zona bianca, ma come sapete non dipende da nessuno di noi due, dipende soltanto dalla minoranza di siciliani che è ancora convinta che il vaccino sia una cosa inutile. Io spero che si possano convincere del contrario. Nel frattempo, la prossima settimana avvieremo la campagna per la terza dose, rivolta soprattutto alle persone fragili. Insomma, siamo in perfetta linea con l'agenda nazionale, dobbiamo recuperare, ma dobbiamo recuperare nella testa delle persone, non in base al calendario che il governo si è dato già nel mese di febbraio, quando abbiamo aperto 100 di punti vaccinali in Sicilia. Questa mattina a Licata ha parlato anche di emergenza ambientale, Presidente. Le emergenze ambientali sono ovunque, a cominciare dalla costa qui a Realmonte, e stiamo lavorando e spendendo risorse importanti per fare fronte a situazioni di criticità che si trascinano da decenni. Pensate che sul dissesto idrogeologico noi abbiamo speso oltre 350 milioni nella lotta contro il dissesto e siamo la prima o la seconda regione italiana e non ci fermeremo. L'erosione costiera qui proprio nell'Agrigentino, nel territorio di Eraclea abbiamo già predisposto un progetto e siamo intervenuti nonostante le difficoltà burocratiche, lo stiamo facendo sulla costa tirrena. C'è da lavorare senza tregua, come facciamo noi. Sì, siamo onorati stasera di ospitare il Presidente della Regione Musumeci qua a Realmonte, il quale è sempre stato attento e puntuale rispetto agli interventi che sono stati realizzati sul comprensorio Scala dei Turchi. E io colgo l'occasione per ringraziarlo ancora una volta. Peraltro recentemente l'assessore Cordaro, che è venuto a trovarci, ha dichiarato che verrà messa in sicurezza anche la parte ad ovest del comprensorio Scala dei Turchi e l'intera Falesia, quindi approfitterò intanto per ringraziare della volontà di fare crescere un territorio attraverso la bellezza e in secondo luogo chiedendo la tempistica, se i lavori già sono iniziati e quanto tempo occorrerà per la definitiva restituzione in termini di sicurezza e di intervento alla collettività. Ecco, lei come assessore agli enti locali sta facendo molto anche da un punto di vista di risorse finanziarie da destinare ai comuni. C'è un'attenzione del governo regionale nei confronti dei comuni, il Presidente della Regione sta girando i comuni proprio per avere un rapporto diretto con i territori, con i sindaci, per dimostrare la vicinanza da parte del governo della Regione a tutti i comuni della Sicilia. Sì, come lei sa, io sono sempre stata molto vicino a questa amministrazione, anche l'amministrazione precedente, nell'affrontare il tema della Scala dei Turchi. Abbiamo fatto diverse riunioni in assemblea, abbiamo fatto anche delle riunioni qua in loco, dei sopralluoghi tecnici con l'assessore Cordaro. Il Presidente Musumeci ha molto a cuore la Scala dei Turchi, tant'è che siamo già intervenuti con un primo finanziamento che è stato già definito e adesso abbiamo già pronto il progetto e attendevamo il dissequestro della Scala dei Turchi da parte della magistratura per poter cominciare i lavori anche sull'altra parte e mettere in sicurezza tutta la Scala dei Turchi. Ora siamo in questa fase e in questa fase c'è da stare attenti e da continuare a seguire e a tenere alta l'attenzione, perché questa città merita che un patrimonio universale, un patrimonio naturale che è assolutamente un monumento della natura meraviglioso, ma la Scala dei Turchi continui a essere preservata e che possa essere fruita dai turisti come in futuro noi speriamo di ottenere. Campagna vaccinale, sono ottimi i risultati ottenuti dall'hub di Porta di Ponte ad Agrigento. Arturo Cantella. Sorto come esperimento durante il weekend nella settimana scorsa, l'hub vaccinale di Porta di Ponte è diventato ora un punto di riferimento tra le strutture dell'ASP di Agrigento per chi vuole effettuare il vaccino e magari risiede nel centro storico e di passaggio non si vuole recare al villaggio Mosè perché è impossibilitato.
Sarà operativo al momento fino a tutto il mese di settembre. Buoni riscontri ottenuti, diversi tra i giovani, persone di oltre la cinquantina e le donne, di chi si è recato nel posto per effettuare le vaccinazioni anti-Covid. Una struttura formata da medici operatori sanitari del 118 che accolgono chi vi si reca. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, speriamo che tutta la popolazione riesca a convincersi e a vaccinarsi. Noi siamo qua tutti i giorni, dalle 8 alle 20 e vi aspettiamo. Ecco, cosa deve fare, diciamo, uno che si vuole vaccinare e viene qua? Che tipo di domande vi fa? Insomma, cosa deve fare praticamente? Noi facciamo un'attenta anamnesi patologica, facciamo un'anamnesi anche correlata all'eventuale infezione da Covid, a eventuali contatti con soggetti positivi e se valutiamo che il soggetto ha le condizioni per poter effettuare la vaccinazione, effettuiamo la vaccinazione. Rilasciamo il documento dell'avvenuta vaccinazione. Tutto molto semplice, tutto molto veloce, in 15 minuti facciamo tutto. Che tipo di vaccino date? Il Pfizer, facciamo sia la prima dose che la seconda dose. Il servizio come sta andando? Viene accolto bene? Da quanto tempo è partito? È partito da una settimana, abbiamo avuto un buon riscontro e quindi ci hanno confermato la postazione per ogni giorno. Era partito soltanto nel weekend, adesso ce l'hanno confermato per tutti i giorni della settimana. E con dato statistico vengono più donne o uomini? Uomini. E l'età, così magari giusto per tracciare un primo bilancio, è l'età più giovani, più ragazzi? Come? No, vengono più persone, diciamo, sopra gli ultra cinquantenni infatti speriamo di riuscire ad ampliare la campagna anche nelle persone più giovani. L'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla e i vaccini dei docenti all'apertura dell'anno scolastico. Continua a crescere in Sicilia la percentuale di vaccinati tra il personale scolastico. Solo il 5,6% deve ricevere ancora la prima dose, quindi poco più di 7.000 soggetti su una platea di 135.000 persone. Questo significa, spiega l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla, che il 94% fra docenti e personale scolastico ha quantomeno iniziato il processo di immunizzazione con la somministrazione della prima dose o ha già ricevuto la dose unica. Continueremo quindi con la campagna di sensibilizzazione presso le scuole con il monitoraggio costante anche attraverso i test salivari, così come comunicato giorni fa insieme all'assessore alla salute Ruggero Razza. Tutto questo affinché l'anno scolastico che sta iniziando possa procedere in presenza e soprattutto in sicurezza. In Sicilia, secondo i dati aggiornati ad oggi e comunicati dall'assessorato regionale all'istruzione d'intesa con l'assessorato alla salute, l'84% del personale scolastico ha completato l'intero ciclo vaccinale e il 94% ha ricevuto la somministrazione di almeno una dose o della dose unica. Rispetto alla rilevazione del dato di fine agosto, le percentuali sono in aumento di quasi il 10% e ciò ingenera la speranza di raggiungere il 100% di immunizzazione degli operatori scolastici. Relativamente alla campagna di vaccinazione rivolta alla fascia tra i 12 e i 19 anni, ad oggi il 56,62%, quindi oltre 225.000 ragazzi, ha già iniziato il ciclo vaccinale, mentre è già immunizzato il 41,37%. Nei primi giorni di agosto invece aveva già ricevuto il vaccino circa il 40% di loro. In particolare ha già ricevuto almeno una dose il 65,28% dei ragazzi in provincia di Palermo, il 66,38% ad Agrigento, il 60,91% a Ragusa, il 61,89% ad Enna, il 58,76% a Trapani, il 57,66% a Caltanissetta, il 51,86% a Siracusa, 47,83% a Catania e il 44,21% a Messina. Come previsto dall'ultima circolare firmata dalla Galle Razza,
Dalla seconda metà di settembre sarà ammesso l'accesso delle USCA scolastiche negli istituti, che ne faranno richiesta, per promuovere le vaccinazioni sia tra gli studenti della fascia 12-19 anni, sia tra gli operatori scolastici non ancora immunizzati. I dirigenti scolastici potranno richiedere all'ASP tanto la somministrazione di vaccini a scuola quanto il monitoraggio sanitario mediante i tamponi. Primo passo per l'uscita dal dissesto finanziario del Comune di Aragona. Con 7 voti a favore, 3 contrari e 1 astenuto, il Consiglio Comunale, presieduto da Gioacchino Volpe, ha approvato l'ipotesi di bilancio che nei prossimi giorni sarà inviata al Ministero dell'Interno. L'approvazione in Consiglio del bilancio riequilibrato, dice il sindaco Pendolino, mette le basi per la rinascita del Comune di Aragona. Isole minori, massimo impegno dei carabinieri durante la stagione estiva con 24 unità di rinforzo. Come sempre l'Arma presente accanto alla gente. Arturo Cantella. Intensa è stata l'attività dell'Arma dei Carabinieri dall'inizio della stagione estiva, in particolare sulle isole minori della Sicilia e nei luoghi di maggiore afflusso turistico, per garantire la sicurezza e la piena fruibilità delle bellezze naturalistiche. È scattata infatti una massiccia attività di controllo a cura delle stazioni di Favignana in provincia di Trapani, Pantelleria Lampedusa in provincia di Agrigento e Linosa, Ustica, Lipari, Santa Maria di Salina, Filicudi, Stromboli, Vulcano, del posto fisso di Panarea in provincia di Messina, supportata dal dispositivo navale costituito da motovedette d'altura e di battelli pneumatici. Un impegno senza sosta, quello sviluppato dall'Arma dei Carabinieri, che ha disposto l'invio di complessive 24 unità di rinforzo sulle isole minori, consentendo ai Carabinieri di potenziare il numero dei controlli di persone e natanti con l'impiego delle motovedette in dotazione a presidio delle acque territoriali al fine di garantire la sicurezza dei numerosi turisti e bagnanti. Inoltre sono stati attivati anche dei posti fissi stagionali ad Agnone Bagni e Marzamemi in provincia di Siracusa e quello sull'isola di Marettimo in provincia di Trapani. In particolare negli ultimi 3 mesi sono stati complessivamente denunciate 144 persone all'autorità giudiziaria, di cui 33 in stato di arresto, principalmente per reati contro la persona e il patrimonio, ma anche per prevenire l'uso e il consumo di sostanze stupefacenti e droghe, grazie all'impegno dei cani antidroga dei nuclei carabinieri cinofili di Palermo e Nicolosi. I militari dell'Arma hanno inoltre effettuato numerosi interventi a tutela della sicurezza pubblica, in particolare per sedare delle risse verificatosi in orario serale e notturno nei luoghi della movida, nelle vicinanze di bar pubblici e spesso sovraffollati. Hanno inoltre ispezionato lidi, stabilimenti balneari al fine di verificare il rispetto delle misure di contenimento relative alla diffusione del Covid-19, grazie anche all'ausilio dei carabinieri del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. La vigilanza rimane sempre alta, afferma il comandante della Regione dei Carabinieri di Sicilia, Rosario Castello. Il dispositivo messo in campo sarà attivo sino al termine del periodo estivo per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, in particolare nelle località a forte vocazione turistica. Come riporta il quotidiano Agrigento Oggi, la Scala dei Turchi è stata scelta da Armani per uno spot su un nuovo profumo, le cui riprese sono già iniziate. Le modelle sono 3 e una trentina i tecnici arrivati domenica scorsa. La Scala dei Turchi è una location, scrive il quotidiano diretto da Domenico Vecchio, che continua ad affascinare tutto il mondo. Pausa adesso per la pubblicità, a tra poco. È stata eseguita l'autopsia sulla donna uccisa a Messina. Resta in carcere Pietro Miduri, il 70enne originario di Siracusa, accusato di aver ucciso Concetta Gioè, la donna palermitana senza fissa dimora, trovata morta venerdì all'alba sulla scalinata della chiesa di Santa Caterina a Messina. Lo ha deciso il GIP Eugenio Fiorentino dopo l'udienza di convalida.
Il GIP ha ritenuto valido il quadro accusatorio delineato dai carabinieri che poche ore dopo il delitto sono risaliti all'uomo, anche lui senza fissa dimora. Minuri, sentito in videoconferenza, ha però negato ogni addebito e avrebbe detto di non riconoscersi nei frame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il corpo della vittima è stato sottoposto ad autopsia presso l'ospedale Papardo. La procura ha assegnato l'incarico a Fabrizio Perri. L'esame autoptico dovrà servire a chiarire diversi aspetti, compreso il tipo di arma usata, ancora non individuata dagli inquirenti. Intanto nelle scorse ore gli investigatori hanno trovato la borsa della 68enne attraverso la visione di ulteriori immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del delitto. I carabinieri della compagnia Messina Centro hanno ricostruito una parte del percorso effettuato a piedi per le vie del centro cittadino dall'assassino di Concetta Gioè. In una aiuola nei pressi della stazione ferroviaria messinese è stata individuata la borsa di cui l'assassino si era impossessato, che conteneva ancora gli effetti personali della vittima. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinate dalla locale procura della Repubblica, proseguono per acquisire ulteriori elementi anche a seguito dell'autopsia. Altri accertamenti tecnico-scientifici saranno svolti nei prossimi giorni. Guardie mediche ancora a rischio. Questa volta un brutto episodio riguarda il presidio di Portopalo nel Siracusano. 2 uomini armati di ascia si sono presentati alla guardia medica chiedendo che venisse visitato il padre con urgenza. Davanti al tono minaccioso il medico ha avvertito i carabinieri, ma nel frattempo i 2 sono riusciti a penetrare nei locali aggredendo il medico e un suo congiunto. Gli aggressori arrestati sono stati posti ai domiciliari. Infiorata artistica a Terme Vigliatore del giovane Umberto Cipriano. Un atto di fede che si rinnova ogni anno. Sono in compagnia con Umberto Cipriano, un artista che qui a Terme Vigliatore ormai da ben 11 anni omaggia la festa della Madonna delle Grazie, patrona di Terme Vigliatore, con una particolare opera. Non possiamo chiamarla infiorata perché non ci sono presenti i fiori. Come è fatta? Da dove nasce questa idea? Allora, l'idea certamente nasce comunque come un atto, diciamo, di devozione e di fede verso la nostra patrona 11 anni fa, poi di anno in anno ho rinnovato questa devozione. La tecnica è tuttora in evoluzione perché man mano che vado avanti introduco altri materiali, quindi è una tecnica mista. Ho iniziato all'epoca con i fiori, adesso invece piano piano ho introdotto anche sabbia, secatura, vegetali, plastica, c'è un po' di tutto, anche la cartapesta, quindi tecnica mista, diciamo. Non saprei come chiamarla questa tecnica, però diciamo il risultato è particolare. Ecco Umberto, prima di parlare del tema di quest'anno, del tema che hai scelto quest'anno, mi viene da chiederti da dove è nata la prima volta questa tua idea? L'idea è nata perché i miei vicini qui mettevano delle bandierine in occasione della festa e io volevo dare il mio contributo anche in maniera però diversa, quindi ho iniziato così, ho improvvisato una scritta con dei fiori, Ave Maria, e una scritta molto semplice. Poi di anno in anno invece ho iniziato a introdurre appunto altri materiali e fare un lavoro, diciamo, un pochino più particolare e più complesso. Sappiamo che questa opera è molto apprezzata dai fedeli, dai cittadini di Terme Vigliatore, hai tantissimo riscontro sia in logo perché la gente si ferma a complimentarsi, a fare delle foto, ma anche sui social dove in questi giorni le fai da padrone con tantissimi complimenti meritatamente ricevi. Il tema di quest'anno? Ho trattato la Santa Messa, o meglio sono andato alla ricerca un po' di alcune testimonianze mistiche di santi e laici, in modo particolare mi sono soffermato sulla testimonianza mistica di Catalina Rivas, la quale un giorno, trovandosi in chiesa, ha avuto un'apparizione, una visione, dove Maria le ha spiegato passo passo cosa accade realmente durante la Santa Messa. E allora Catalina ha visto tutto questo che vedete voi, quindi ho cercato di riprodurre artisticamente più o meno quello che lei, diciamo, ha visto. Intanto che la regia ci sta proponendo alcuni dettagli, alcune immagini di questa bellissima opera, spiegaci un po' cosa stiamo vedendo. Allora, raffigura i vari momenti della messa.
quindi possiamo vedere intanto Dio insieme a tutti i cuori angelici. Quindi nella parte alta, sopra l'altare, possiamo notare invece una moltitudine di angeli e di santi con i loro strumenti, diciamo, del loro martirio, quindi possiamo anche risalire sui loro nomi. Si può vedere anche Santo Stefano, Santa Rita, poi c'è Maria, San Gregorio, San Paolo con la spada, il re Davide con l'arpa. Insomma, bisogna venire qui per vederla in tutti i dettagli. C'è anche un aspetto notturno importantissimo, giusto? Esatto, quest'anno ho introdotto molti effetti particolari, effetti luminosi, quindi maggior ragione è conveniente visitarla di sera, in notturna. Quindi non possiamo che invitare tutti i nostri telespettatori a venire qui a Terme Vigliatore. Ricordiamo che ci troviamo nella via Benedettina Inferiore, siamo di fronte alla via del mare, la via che porta al municipio di Terme Vigliatore. Quindi aspettiamo tanti visitatori per apprezzare e gratificare l'opera volontaria di questo giovane artista Umberto Cipriano di Terme Vigliatore. E siamo giunti allo sport calcio, derby Enna-Nissa di Coppa Italia. Oggi si gioca il passaggio del turno con una sfida che tiene col fiato sospeso i tifosi delle due squadre. Dopo la vittoria sulla Pro Favara, l'Enna scenderà in campo assai carica. Riguardo gli 11 non ci sarà Simone Santonocito, essendo stato espulso nell'incontro di andata. 700.000 euro a Naro per un nuovo stadio e non solo. Grazie al bando Sport e Periferie, al quale l'amministrazione guidata da Maria Grazia Brandara aveva partecipato assieme a Canicattì, Favara, Villafranca e Palma di Montechiaro, tutti comuni che hanno ottenuto il finanziamento dal Consiglio dei Ministri. Dopo Gela sarà Licata a godere della manutenzione straordinaria delle strade grazie al Giro di Sicilia che vedrà la città sede della prima tappa prevista in Piazza Progresso. Ricordiamo che i benefici ai comuni interessati dal Giro di Sicilia sono stati erogati dalla Regione siciliana. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.